Terza corsa, premio via Rizzoli, sono in 6 ottimi cavalli di 4 anni al via. All'1 Etrusco Cla, Enrico Bellei, 2 Embargo, Marco Stefani, 3 Speranza SSG, Antonio Di Nardo, 4 Elva Jet VP dell'Annunziata, 5 Etan, Simone Levakovic, 6 Excelsior, Filippo Monti. Match tra Embargo ed Etan sulla carta. Autostart che inizia ad accelerare, si prepara al lancio. Partiti con gran lotta per il comando, sono veloci Embargo ed Elva Jet che prova ad andare su Embargo, il quale mantiene la figura all'interno dell'avversaria, poi Etrusco Cla, Elva Jet che insiste e passa nei confronti di Embargo che si prepara già a spostare, prova ad andare in anticipo su Etan e ci riesce Marco Stefani e così Embargo va a sfilare nei confronti di Elva Jet, Etan all'esterno, poi Etrusco Cla, quindi Speranza SSG, Excelsior in coda. Embargo ha preso la testa nei confronti di Elva Jet che è passata e poi l'ha lasciato sfilare. Etan che rimane allo scoperto, 28,5 per i primi 400 metri di corsa. Terza posizione allo steccato per Etrusco Cla che precede Speranza SSG, poi Excelsior. Si completano i primi 600 metri di corsa che Embargo passa in 43,9, frazione in 15,4 di comodo per la curva. Etan prova all'esterno ad avvicinare Embargo, il quale rimane al comando. Elva Jet sempre seconda sotto avanti ad Etrusco Cla e Speranza SSG sembra volersi scostare dai birilli, poi ritorna lì, alla fine sposta Excelsior, 59 per la metà gara, ma con un 30,5 è richiesto Etan di fuori che per il momento non si impegna per andare su Embargo, il quale continua a controllare. 1,14,7 in 1000 di gara, Embargo in vantaggio a fermare, Etan di fuori, in corda Elva Jet avanti Etrusco Cla, quindi Excelsior, poi Speranza SSG a metà della retta opposta alle tribune, non cambia nulla perché Embargo prosegue spalle indietro, Etan non è un fattore, la retta di là in 15,1, Embargo in vantaggio nei confronti di Elva Jet. Terzo in corda è sempre Etrusco Cla, poi Speranza SSG ed Excelsior a metà della piegata conclusiva, Embargo è in vantaggio a tirare indietro, Elva Jet nella sua scia ed Etrusco Cla terzo in corda, la retta per Embargo che è in vantaggio, prova a staccare nei confronti di Elva Jet ed Etrusco Cla, in vantaggio Embargo, scatta Speranza SSG nel finale, Embargo che vince come vuole al secondo e Speranza SSG al terzo Elva Jet, 29,8 ad arrivare. 1,14,3 ragguaglio cronometrico, tutto facile per Embargo, Marco Stefani per Mauro Baroncini, i colori della B&B, bellissimo a sgambare, conferma in corsa con percorso di testa di pregevole fattura, tutto facile per Embargo che vince il 4 anni da Man of Many Mission, netto sul palo al secondo posto, finisce Speranza SSG che corre ai resti molto bene al terzo Elva Jet.